Buonasera al nuovo mister dell'Ascari Cefalù, mister Comito. Buona la prima, il primo round del primo turno di Coppa Italia si chiude col punteggio di 1-0. Diciamo un commento sulla vittoria dei suoi ragazzi. Siamo contenti perché non era facile iniziare col piede giusto, perché ci alleniamo da un mese, quest'anno stiamo iniziando troppo in ritardo, quindi un mese di allenamento, non vedevamo l'ora. Contro una buona squadra, devo dire, perché l'Aspra è una buona squadra, una squadra di categoria con gente molto, molto valida. Sono contento per il risultato, magari poteva essere, diciamo, un po' più rotondo, però va bene così. Dico, lavoriamo e pensiamo testa a domenica per l'inizio del campionato. Bomber Moccero ricomincia da come aveva terminato, cioè con una grandissima perla, un Eurogol che porta in dote un successo adesso da gestire in vista della gara di ritorno. Guarda, Moccero sì, certamente non lo scopro io, per queste categorie è un giocatore affermato, ha fatto un gran gol, lui sa cosa gli chiedo, perché secondo me ancora non è al massimo delle sue potenzialità. Sa cosa voglio da lui, è un ragazzo intelligente con potenzialità secondo me fuori dal comune, quindi anche lui sa che deve migliorare come tutti. Del resto siamo solo agli inizi, al ritorno al momento non ci pensiamo, godiamoci questo risultato. Da domani penseremo all'inizio del campionato domenica e poi prepareremo il ritorno a casa loro. Quindi la prima giornata di campionato sarà nuovamente in casa davanti al pubblico contro il Pro Falcone. Qual è l'obiettivo stagionale dell'Ascari Cefalù quest'anno? Guarda, non saremmo presuntuosi a dire vogliamo questo, vogliamo quello. Facciamo iniziare il campionato, siamo in un girone dove qualcosina sappiamo ma non del tutto, quindi è tutto da scoprire. E noi lavoriamo giorno dopo giorno, lavoreremo partita dopo partita e poi vedremo quale sarà la nostra reale forza, se possiamo ambire a qualcosa o meno, ma soltanto col lavoro settimanale, ti ripeto, con la conoscenza delle squadre che non sappiamo al momento come sono, insomma. Con tutto il massimo rispetto, attenzione. Grazie mille. No, ma grazie a voi.